Presentiamo brevemente i due documentari che andiamo a proiettare adesso. Il tema comune è quello della base militare americana Dal Molin a Vicenza. Abbiamo Luigi Politano di Red TV, di cui proietteremo 2009 il presidio, che è stato girato recentemente, la manifestazione del 4 luglio a Vicenza, e Mirko Corato, coautore di Sindolac Vicenza, che invece è precedente dell'anno scorso. E Luigi, intanto si puoi presentare brevemente. Il documentario è nato un po' dall'idea di capire quello che accadeva a Vicenza durante il giorno dell'indipendenza americana. Coordinandomi con Marco e con Chiara siamo riusciti a concentrare in 3 giorni le riprese che voi vedrete, che sono diventate il documentario che racconta quella che secondo me, almeno negli ultimi 2 anni di cui mi sto occupando un po' di più di movimenti, è la realtà italiana, credo più propositiva e forse più ben organizzata che c'è, sempre dal punto di vista dei movimenti, sia per la concezione della lotta, perché poi così bisogna definirla rispetto a dei temi molto specifici, che quello della base, sia dal modello che hanno deciso di intraprendere per quanto riguarda l'organizzazione. Questa è una cosa in cui mi sono molto ritrovato, anche il fatto stesso, proprio parlandone con loro, della scelta di comprare un terreno alle cui spalle sorge la base e che entra all'interno di un percorso per arrivare alla stessa base del Molino. Quello vuol dire entrare nelle logiche che in qualche modo ti danno la possibilità di affrontare un problema reale, perché la base probabilmente si farà, ma avranno chi dovrà fare la base, quindi sia lo Stato italiano che il governo italiano, anche gli americani hanno un problema da risolvere che non è quello di un posto occupato da persone che potrebbero essere nell'alveo della illegalità, ma invece è una concezione vera, seria, di consapevolezza, secondo me, per quanto riguarda il riappropriarsi di un territorio. Non che se non lo compri e lo occupi valga di meno, attenzione, però, come dire, quasi rispondere con la stessa medaglia a una forma di furto che secondo me si sta consumando a Vicenza, è quello di furto di terra vera e dell'uso di quella terra per tutti i benefici, per tutti gli scopi sociali che si possono dare anche da parte della popolazione e da parte degli americani. Quindi mi sono trovato di fronte a una realtà che mi è piaciuta molto raccontare, e anche il fatto stesso che le persone, i centini che ho conosciuto, che non sono soltanto quelli che stavano quel giorno al presidio, in qualche modo appoggiano chi più chi meno la battaglia non al Molin, vuol dire che c'è una consapevolezza che un territorio estremamente militarizzato non può portare alcun tipo di beneficio, anche dal punto di vista economico non c'è, perché tutto quanto l'indotto di cui si è sempre parlato, di fatto io almeno non so, in una settimana onestamente non neanche si riuscirebbe a fare le giuste votazioni, ma non mi pare che ci sia, perché le basi sono autosufficienti, completamente indipendenti. All'interno di ogni base i militari vivono della loro vita senza interagire moltissimo con la popolazione, spesso di fatto diventa uno sfogo quello di uscire da Vicenza. Quindi la manifestazione del 4 luglio ha un duplice significato, quello di dichiarare l'indipendenza in maniera simbolica della città dai presidi militari, non dagli americani. Questa è una cosa che chi sta lì al presidio ha tenuto giustamente a sottolineare, perché non è la guerra a un popolo, ma il fatto di andare contro le servitù militari che subiscono da un punto di vista, e l'altro è la riappropriazione di un territorio che oggettivamente oggi viene di cui la popolazione sarà defraudata completamente. Quindi il racconto del presidio nasce proprio da questo, da raccontare la vita di tutti i giorni di una realtà che, secondo me, ripeto, è una delle migliori che ho visto, almeno da questo punto di vista, in Italia. Vabbè, da parte nostra l'idea di fare il documentario è nata un po' come esigenza per cercare di contrastare la disinformazione che avveniva a livello locale, soprattutto attraverso il media principale, che è il Giornale di Vicenza, e le varie forme di banalizzazione anche di altri media a livello regionale e nazionale. Per cui l'idea era quella di mettere insieme saperi esperti, saperi che maturavano dal movimento, e fare un racconto collettivo che potesse in qualche modo restituire quelle che erano la realtà concreta del progetto e le varie dinamiche anche di lotte e di contrasti che stavano nascendo. Per cui l'idea nasce ancora ormai 1 anno e mezzo, 2 fa. E siamo arrivati fino all'elezione del sindaco Variati e prima della consultazione.
però vabbè, tutti quanti gli argomenti che vengono portati sono ancora attuali, dalla valutazione di impatto ambientale, cioè le questioni sono ancora lì vive, anche se adesso la base la stiamo costruendo.